Una signora in macelleria entra e fa così: buongiorno, allora guardi, mi dà salsicce, costine e braciole. E il macellaio fa: ah, stasera grigliata, eh? No, no, riprovo a montare il maiale. La madre superiora di un convento si sveglia stranamente felice la domenica mattina, perché si alza, si lava il viso e dice: ah, oggi mi sento veramente da Dio, oggi sarò anche più clemente con tutte le mie consorelle. Perché scende, comincia a camminare per il cortile, passa davanti alla prima sorella e fa così: buongiorno suor Gertrude, che bell'uncinetto che state facendo. Suor Gertrude si gira, spalanca l'occhio, se la guarda e gli fa: beh, grazie madre superiora, ma sembra che vi siete alzati dal lato sbagliato del letto. Questa per lì non ci fa a casa sta cosa, però un po' rimane un po' esterrefatta, no? Quindi continua a camminare, a un certo punto passa dentro al giardino, vede dentro la consorella e fa così: buongiorno suora Teresa, che belle piante che state innaffiando. Eppure questa gira e fa così: buongiorno madre superiora, ma che vi siete alzate dal lato sbagliato del letto? E questa va la seconda volta, accusa sta cosa. Mo passa da altre 3, 4, 5, 6 consorelle e gli dicono tutti la stessa cosa, fino a che firma una sorella e fa così: mi scusi suor Tiziana, ma mi vede strana lei stamattina? A lei fa: beh sì signora madre superiora, mi sa che lei si è alzata dal lato sbagliato del letto. Lei fa: ma come? Stamattina mi sento tanto bene. Ma te che cosa le fa pensare questa cosa? È che portate i sandali da frate Mimmo. C'è un bambino che è in giro per quartiere, a un certo punto passa davanti a una casa d'appuntamenti e vede Scinsignore. Come lo vede gli fa così: ah, io so che stavi a fare lì dentro. Questo si vergogna, gli fa: senti ragazzi, se non dici niente a nessuno ti regalo 50 euro. E il ragazzino fa: dai, mette la mano così, questo piglia 50 euro e gli dà. E il ragazzino comincia a camminare per il quartiere, a un certo punto fa il giro del palazzo e vede sto signore che sta entrando dentro al portone. Gli si avvicina e fa così: ah, e mo so pure in dove abiti. Allora quello gli fa: guarda te prego, ti do altri 50 euro se non dici niente a nessuno. Il ragazzino: dai, mette la mano così e questo gli dà altri 50 euro. Mo sto ragazzino è l'ora di pranzo, via e torna a casa. Quando torna a casa gli racconta tutta la madre. La madre va su tutte le furie e gli fa così: non si fanno queste cose, adesso andiamo in chiesa e ti vieni a confessare. Pia il ragazzino per mano e lo porta in chiesa. Lo porta dentro al confessionale, apre la porticina e lo fa entrare. Gli chiude la porta e il ragazzino si mette a sedere. In quel momento arriva il prete, apre lo sportelletto, come apre lo sportelletto il ragazzino gli fa: ah, e mo sto pure andando lavori. Siamo in un manicomio. Un tizio si avvicina a un altro e fa così: mi scusi, mi sa dire dove si trova il professor Von Duck? Quello si guarda e fa così: ma è lei il professor Von Duck? Dove sto? Aladino sta camminando per il deserto, a un certo punto in mezzo a una duna di sabbia vede una cosa che luccica. Si avvicina, sposta la sabbia, è una lampada. La sfrega, come la sfrega esce un genio, fa: grazie Aladino, mi hai liberato dopo 20.000 anni. Esprimi un desiderio e io lo avvererò. Aladino, che non aveva mai visto un genio, fa così: che mi venga un colpo! Adesso Aladino è ricoverato in terapia intensiva al policlinico. Una bella contadinotta prosperosa cerca da tanto tempo di incastrare il ricco possidente proprietario del terreno. Allora ogni tanto vanno nel fienile e vanno a scopare. Mo dopo l'ennesima scopata, lei dopo che hanno finito sdraiata se lo guarda e gli fa: allora, come lo chiamiamo nostro figlio? Lui si alza, se leva il preservativo e gli fa: se esce da qui dentro lo chiamiamo Mandraghe. Un giornalista si reca in un piccolo paesino famoso per la longevità dei suoi abitanti. A un certo punto, mentre cammina, vede un vecchietto a sedere sull'uscio di casa, gli si avvicina e gli fa: buon uomo, lei quanti anni ha? E questo si gira e sta a piangere e fa: io sono 105. Porca miseria, 105 anni, complimenti. Ma perché sta piangendo? Perché mi ha menato mio padre. E fa: come ha menato tuo padre? E per quale motivo? Perché stavo a fare i dispetti a mio nonno. Un ottantenne si presenta dal medico e gli fa: adesso per favore mi segna il Viagra, così mi più mezza pasticchetta prima di andare a pisciare. Guarda te fa: ma mi scusi, ma si prende il Viagra prima di urinare? Sì, almeno non mi piscio sui piedi. Due vecchietti su una panchina stanno a parlare. Il primo gli fa: oh, quando ero piccolo io eravamo talmente poveri che la carne la mangiavamo un giorno a settimana, solo la domenica. L'amico tuo gli fa: beato te, noi eravamo talmente tanti e talmente poveri che mia madre cucinava sempre cordato. In che senso? Mangiavamo solo se usciva al 6. Pronto carabinieri? Mio marito è uscito l'altro ieri col cane e non è più tornato. Allora, perfetto signora, sia calma, ce lo descriva. Detaglia media, bianco, si chiama Fuffi. È la notte di Capodanno. Un signore stacca dal lavoro e torna a casa un po' in anticipo per festeggiare la moglie. Quando entra va al salone non la trova, va in camera da letto, la trova a letto con uno. Se la guarda e gli fa così: brutta mignotta, e questo chi è? E la moglie così: è l'ultimo dell'anno.
Per festeggiare le nozze d'oro, una coppia di vecchietti torna nello stesso posto dove aveva festeggiato all'epoca, mangiano allo stesso ristorante e lasciano perfino la stessa mancia al cameriere. A un certo punto si guardano nell'occhio tutti innamorati e vanno di corsa in camera. Quando stanno in camera lui fa: "Oh, ti va di rifare amore come qua volta?" E lei fa: "Vabbè, proviamo." Si mettono a letto, lui sale sopra, comincia a fare e lei da tutto gli fa: "Amore, sono tutta bagnata." E lui fa: "E te credo, mi sono pisciato addosso." Una signora porta il bimbo di 8 anni dal dottore. Dopo che ha visitato lei fa: "Allora dottore, com'è? Tutto a posto?" E fa: "Sì, complessivamente il suo bambino sta bene, è solamente un po' viziato." Ma questa gira e fa: "Hai sentito Luigino che ha detto il dottore? Perciò domani dopo ammassa caffè niente sigaretta." Una bambina piccola torna a casa, va in cucina dalla mamma e gli fa così: "Mamma, ma tu quando fai l'amore raggiungi l'orgasmo?" Ah, la madre gli pian corpo, gli dice subito: "Ma che dici? Ma chi ti ha insegnato queste cose?" La ragazzina gli fa: "A scuola." Perché la madre piace la ragazzina e va direttamente a scuola, no? Come va dalla maestra gli fa così: "Signora maestra, ma che gli insegna a sti ragazzini? Questa fa la terza elementare e già mi fa ste domande. E in terza elementare gli insegna ste cose, chissà che gli insegna quando sta in quarta." E la maestra gli fa così: lo so, ma mica lo so se ci arriva in quarta. Ancora scrive cazzo con la Z sola." Un ragazzo entra in farmacia, va al bancone e fa: "Mi scusi, mi dà 2 scatole di preservativi?" Il dottore gli prende, gli fa: "Vuole un sacchetto?" "Ammassa, mica è così brutta." C'è un giornalista in strada che sta facendo un sondaggio. A un certo punto ferma il signore e fa così: "Buongiorno, mi scusi, permette una domanda?" Lui fa: "Certo, mi dica." "Allora, mi scusi, lei lavorerebbe gratis per Renzi?" Lui fa: "Certamente, ci mancherebbe." "Ah, bene, e per Gentiloni?" Sì, sì, senza pensarci 2 volte." "Bene, e per Mattarella?" Ovvio, io anche per Mattarella lavorerei gratis." "Senta, e per la Boldrini?" "Ah, guardi, per la Boldrini lavorerei gratis anche di domenica." "Bene, bene, ma me scusi, lei che lavoro fa?" "Faccia il becchino." Siamo in farmacia, si spalanca la porta, entra un coattone, la farmacia è piena di gente. Quando arriva il turno suo fa così: "Ah, dottore, me la dà una scatola di preservativi?" Il dottore fa: "Ma che cosa strilla? Ma abbassi la voce, ma le pare il modo di chiedere queste cose? E per cortesia, quando devi chiedere qualcosa di così delicato, entri e me lo chieda almeno a bassa voce." "Ah, vabbè", e se ne va. Mo passano un par di giorni, rientra il cotto e entra alla farmacia, si mette in fila, quando arriva il turno suo, il dottore fa così: "Buonasera, dottore. Mi servirebbe della vasellina." Allora il dottore fa: "Beh, vede, in questo caso non c'è bisogno di abbassare la voce. La vasellina è di libera vendita, ha molti usi, quindi può chiederla anche a voce alta." Lui fa: "Ah, ma quanta gliene serve?" Per un par de inculate." Lei a lui: "Amore, credo di essere incinta." A lui pian corpo fa: "Oh, credi o sei sicura?" Lei fa: "Perché mi fai questa domanda?" Perché lei che in biglietto per Messico costa una cazzata, eh." C'è un uomo che va dal dottore e gli dice: "Dottore, io mi sento molto stanco, sono debole, una cifa, tutto floscio." Il dottore fa: "Beh, mi spieghi un po', lei come passa le sue giornate? Mi dia qualche indicazione?" Allora fa: "Niente, io la mattina mi alzo, poi sto 3-4 ore sulla veranda, poi pranzo, un'altre 2-3 ore sulla veranda, la sera ceno, un'altra oretta sulla veranda, però sto sempre così debole." Allora fa: "Guardi, prenda queste pasticche e ci vediamo fra una settimana e mi fa sapere come va." Allora, insomma, via queste pasticche e se ne va. Dopo una settimana il dottore riceve una telefonata in uno studio. Risponde, fa: "Pronto?" È quello che fa: "Dottore, senta, che sto peggio, non è che può venire un attimo a casa mia?" Fa: "Certo, vengo subito." Pia la valigetta e va direttamente a casa di questo signore. Quando entra lo trova sdraiato sul letto, tutto bianco, pallido, rinsecchito. Gli fa: "Ma insomma, come sta?" "Sono debolissimo." Allora fa: "La prego, tutto si accomodi." Come se mette a sede, vuole fa: "Gradisce un caffè, dottor?" Vuole fa: "Certo." "Veranda, portaci un caffè." C'è un vecchietto totalmente sordo che va dal dottore e il dottore gli prescrive un apparecchietto che gli fa ritornare perfettamente l'udito. Anche questo lo monta e se ne va a casa. Dopo una mesata ritorna per un controllo. Allora il dottore, come vede, fa così: "Buonasera, come va? Chissà quanto saranno felici i suoi familiari che adesso lei ci sente perfettamente, eh?" E il vecchietto gli fa: "No, dottore, io non ho detto niente." Fa: "Ah sì? E perché?" "Perché adesso mi limita ad ascoltare. Ho già cambiato 3 volte il testamento." Il cervello
il cuore e il cazzo si presentano all'Inps perché vogliono chiedere la pensione. Insomma, si mettono a sedere nella sala d'attesa fino a che arriva l'operatore e fa così. Bene, e voi siete qui per chiedere la pensione. Allora, cervello, si alzi in piedi e mi spieghi i motivi perché lei vuole andare in pensione. E il cervello si alza e fa, guardi, dottore, io non mi ricordo più niente, ho dei vuoti di memoria, soffro di equilibrio, ho un po' di labirintite, non la faccio proprio più. Allora quello fa, bene, sì, lei ha i requisiti per andare in pensione. Poi si gira e fa, cuore, si alzi in piedi e mi spieghi anche lei i motivi. E il cuore si alza e fa, io soffro da aritmie, batto una volta sì e una volta no, ho sempre dei tuffi al cuore, non la faccio proprio più, guardi, voglio andare in pensione. Bene, anche lei c'ha i requisiti. Poi si gira verso il cazzo, fa, cazzo, si alzi e mi spieghi i suoi motivi. E il cazzo si gira e fa così, ma scusi, sa, ma se mi poteva ancora alzare, venivo qui a chiedere la pensione.